La storia dei musei è molto complessa e allo stesso tempo misteriosa per alcuni versi. Io sto cercando di capire da dov'è che escono fuori. Noi abbiamo Giovanni Battista Musio che nel 1706 si trova col titolo di scrivente e scrivano e principale della nulla. Il diritto di scrivania, che allora era nel regime feudale, poteva corrispondere a quello che noi oggi chiamiamo notaio. L'ufficiale aveva a che fare con qualcosa di carattere giudiziario. Da dove viene fuori Giovanni Battista Musio nel 1706 è difficile da capire, perché non è nato negli atti di battesimo, non risulta. Risulta invece suo figlio Gavino Musio, è scrivano e ufficiale anche lui, e stiamo parlando del 1720. L'idea che mi sono fatto io è che questa famiglia sia di origine di Alghero. Perché? Perché i figli di Gavino Musio, ben tre, finiscono ad Alghero: il dottor Don Giovanni Battista, arcidiacono della cattedrale; dottor Don Gavino, canonico di Alghero; dottor Don Giuseppe, sacerdote e arcitette vicario ancora. E poi ci sono comunque le parentele che ci riportano sempre da lì. Guardate i funzionari dello Stato. Siamo nel passaggio tra la Spagna e il Piemonte, i salutiani. Molti sono di casato spagnolo, che avevano Alghero come porta d'ingresso per la Sardegna. Quindi lì, ripeto, è una mia ipotesi questa. Comunque, da questa famiglia nasce poi tutta una serie di rapporti e di presenze che hanno segnato la storia della Sardegna, ma anche la storia d'Italia. Con Reggio Biglietto del 22 luglio 1803, Vittorio Emanuele I concede i privilegi del cavalierato e della nobiltà ad Antonio Musio su Contizi Antonico, scritto in un libro, il racconto di Impero ucciso nel 1811 a gennaio. E Antonio Musio fa ricorso e chiede il titolo per gli altri 7 fratelli, perché alcuni di questi, soprattutto Don Bartolomeo, aveva contribuito alla difesa di Cagliari contro l'invasione francese, e il riconoscimento anche a lui contro Trezeguet, e il riconoscimento gli viene dato per questo. Loro lo chiedono per tutta la famiglia. La concessione riconosce che il titolo di cavaliere di nobile si trasmette per via paterna al primo discendente maschio, ed ecco perché inizia questa trafila di nobiltà. Tra i figli di Gavino Musio
c'è Don Costantino, che è una figura, ce ne parlerà il dottor Rossetti, ma che è una figura molto importante, perché di fatto è quello che redige il codice feliciano, il codice del regno di Sardo Piemontese. E lui è il reggente di toga praticamente. Il più alto magistrato che c'è oggi, no, non lo possiamo considerare perché è il più alto della Corte di Cassazione, ma è proprio dal punto di vista della giustizia è il punto di riferimento per il sardo, per il regno sardo piemontese. Il nipote, Don Giuseppe Rusio, ma attenzione, partiamo da Don Costantino, che è quello che realmente elabora e guardate che il compito che svolge non è semplice, perché bisogna conciliare in questo nuovo Stato che sta nascendo, bisogna conciliare le esigenze giuridiche nate con la rivoluzione francese e allo stesso tempo contemperarle con quello che è il regime feudale che c'era. Si trattava di superare questo regime feudale, allo stesso tempo senza consegnarsi mani e piedi a quella che era la legislazione francese, il diritto francese. Da questo punto di vista è poi importante la figura di Don Giuseppe Rusio, che nasce a Vitti ed è figlio di Don Francesco Angelo Musio Tola, figlio di Gavino Musio, sempre di quello di lui. Nell'arco poi il senatore Musio, guardate, con il vice Montiglio è quello che praticamente guida dei sorti alla Sardegna, ed è quello che trova, e poi nel dibattito magari ci soffermeremo, è quello che trova la formula per superare il regime feudale, con tutto, che non è rose e fiori, è stato un dramma, cause anche di tante guerre e lotte e fratricide all'interno dei nostri paesi. Quel passo bisognava farlo. Giuseppe Rusio lo fa tenendo presente le esigenze della Sardegna e collocando queste esigenze dentro un quadro nazionale che non era per nulla facile da realizzare. Andando più avanti, noi troviamo il fratello del rettore di Orune, Giovanni Angelo Satta Musio, il famoso giurettore, il fratello Antonio Giuseppe, che viene eletto deputato e che vince su Asproni, tra l'altro, su Giorgio Asproni. E troviamo tanti altri parenti rappresentati in Parlamento o nelle varie istituzioni, soprattutto nella magistratura. Pensate a Enita, procuratore di Vistano, oppure ai Flores d'Arcais, che sono quelli che ancora oggi Paolo Flores d'Arcais quello scrivono, Micromega, eccetera, sono attesa tanto e così via, e così via tanti altri, ma limitiamoci a questo capitolo che riguarda il risorgimento italiano. Ecco, dal dottor Rossetti adesso sentiamo come ha inciso
il contributo dei Musio nell'elaborazione del diritto sardo-piemontese, poi diventa quello italiano, dell'unità d'Italia. Un capitolo affascinante. Certo, non basterebbe una serata, quindi questo non basta, però è utile che abbiamo un'infarinatura, perché di questo ce ne dimentichiamo. Ci dimentichiamo cioè che tra Olume e Viti è passata la storia, con la S maiuscola, non di una cronaca locale, è passata una storia che ha un'incidenza nazionale, una grande incidenza nazionale. Grazie. Buonasera, allora forse non so se riesco a spiegarvi bene. In primo luogo desidero ringraziare l'organizzatrice, la professoressa Pira, che ha tanto fatto per questo incontro. Poi ringrazio gli stimatissimi studiosi che sono vicino a me, che voi li conoscete bene e quindi che hanno dato da soli, coraggiosamente, al di fuori dell'Accademia, tra virgolette, che è un merito molto speciale, un contributo importante alla storia della Sardegna è un contributo importante alla storia d'Italia e un contributo importante alla storia europea, perché le cose che ha detto appena adesso Don Mariani implicano anche riferimenti alla storia europea, quindi Viti e la storia europea può sembrare un'esagerazione. Io non vedo Viti, non ho motivo per andare al paese o fare pagare il tesoro. Quindi vorrei però limitare il mio intervento a due cose. Prima di tutto perché questi due signori, cioè Costantino e Giuseppe, sono riusciti a prevenire i posti ai quali sono intervenuti. Secondo, che cosa hanno fatto. E terzo, se quel che ha fatto vale ancora per oggi o non vale per oggi, se è importante per la storia d'Italia, per i problemi che abbiamo adesso oppure no. E allora cominciamo al primo punto, cioè come mai questi signori sono riusciti a fare questo. Allora, per capire questo, sarò breve, cercherò di essere molto chiaro. Per capire questo bisogna tenere presente, come già detto da Mariani, e come spiegare il professor Carlo molto bene, meglio di me, eccetera, bisogna tenere presente che la Sardegna era sotto un regime feudale caratterizzato dal fatto che i governatori spagnoli andavano e venivano, pensavano soltanto a far carriera, così come succede nelle colonie dell'America Latina e cose di questo genere. Si formò un'aristocrazia agraria, feudale appunto, principalmente basata a Cagliari, e gli spagnoli chiamavano la Sardegna Regno di Cagliari. Ora, il problema di questo sistema era che ovviamente era un sistema socialmente chiuso, cioè vale a dire solo un gruppo di persone che avevano il controllo delle terre, erano persone in grado di prendere decisioni e comandavano sulla Sardegna, ma soprattutto comandavano nei feudi con dei sistemi di amministrazione e di trattamento della persona, dei lavoratori, cioè quindi dei coltivatori, eccetera, terribili. Esistevano prigioni private dove potevano essere eseguite le torture peggiori, non esisteva alcuna politica nazionale industriale, agraria, che potesse cioè condurre la Sardegna avanti verso i mercati, anche se nella zona di Viti già da secoli e secoli esisteva un mercato internazionale che è il mercato del formaggio, il mercato della carne, e quindi Viti faceva eccezione da questo punto di vista. Quindi cosa è successo? Quando la Spagna è andata via e sono arrivati i piemontesi, il loro primo problema qual era? Avere una classe dirigente che non fosse più fedele ai nobili cagliaritani. Non sono veri nobili, non ci veri cagliaritani, questa è una cosa sulla quale poi possiamo parlare. Ma dovevano essere delle persone in grado di amministrare la Sardegna nel regno sabaudo senza più piegarsi o obbedire tacitamente o apertamente ai imperatori. Bisognava, dice Giuseppe Lusia, eliminare parole sue in uno scritto non ancora pubblicato, inedito completamente, che ho per motivi di famiglia,
il nostro vice del feudalesimo. Allora, come dice il grande storico francese Montesquieu, è la provincia che ha fatto grande Roma, non Roma la provincia. E dalla provincia vengono gli uomini. Vengono gli uomini perché da Viti? Prima di tutto perché Viti era un posto molto particolare, cioè sottoposto a immigrazioni, ad esempio colonie ebraiche che sapevano già leggere e scrivere, e che quindi la scrittura e la lettura e la cultura era già presente in qualche modo in questo posto. Diversamente da Campidano, dove invece non c'era niente di tutto questo. E quindi, fra l'altro, questi personaggi però non erano dei semplici nuovi assunti nell'amministrazione dello Stato sabaudo, nuovi funzionari, nuovi impiegati, cioè non avevano il concetto di sé come impiegati, non avevano assolutamente idea di una cosa del genere. Loro si sentivano costruttori di un paese nuovo, loro si sentivano liberatori dalla schiavitù. Infatti in questo scritto del museo, che non ha titolo, che questo qui che non è pubblicato, però ce l'ho io, c'è scritto, ci cita un autore romano dove si dice che si lamentava ai tempi di Roma, secondo secolo d.C., i sardi non li possiamo vendere sul mercato come schiavi perché sono pessimi schiavi, si ribellano, non ci conviene vendere gli schiavi sul mercato. Allora questi, venendo da Viti con questa mentalità qua, non erano semplici funzionari, come vi ho detto, ma delle persone che avevano un senso dell'integrità personale, morale e sociale molto accentuato, molto particolare. Soprattutto avevano un'altra cosa, avevano la tradizione giuridica sarda. Poche persone, o quasi nessuno, ha studiato quello che è il diritto sardo. Il diritto sardo è una parte del diritto di tutte le tradizioni giuridiche che ci sono. Abbiamo il diritto francese, abbiamo il diritto tedesco, abbiamo il diritto greco, abbiamo il diritto romano e abbiamo il diritto sardo. Qual è la caratteristica principale del diritto sardo? La caratteristica principale che costoro, questi due personaggi hanno portato con loro, era la mancanza assoluta di concetto di Stato. Cioè, mentre in Prussia, nello stesso periodo, lo Stato è il centro di tutto, comanda tutto, è la persona sociale, la persona morale, e cioè è tutto di tutta la vita, per chi veniva da Viti lo Stato non esiste la comunità, ed è attraverso la comunità, attraverso le famiglie che si parlano, attraverso non il mediatore, attraverso l'arbitro, l'uomo probo che trova le ragioni degli uni e le ragioni degli altri, che gradua anche le reazioni violente, e che arriva subito al sangue, alla pelle, come si può fare, non si può fare, l'unità di conflitto. Quindi era una posizione che non vedeva nessun leviatano, come diceva in filosofia, cioè professore di filosofia qui, Hobbes, cioè il mostro della vita, colui che mangia gli uomini, lo Stato mangiatore. Dunque questi qua, ma non erano neanche anarchici nel senso dispersivo, erano giuristi, erano gente che voleva costruire una società nuova. E questi erano gli uomini della provincia che andavano benissimo come nuove classi dirigente e che erano fedeli a che cosa? Non a Carlo Felice Montale, anche se poi dopo apprezzano certe cose di Carlo Felice, per esempio che Carlo Felice fece alcune cose buone, altre no, perché passava il tempo con le fanciulle e cose di questo genere. Però insomma, quindi da questo punto di vista qui loro hanno contribuito alla rifondazione di tutto quanto il diritto come l'hanno trovato andando a Cagliari, ma non soltanto liberando il diritto spagnolo degli eccessi del diritto spagnolo, ma anche riformando il diritto sabaudo, cioè il diritto continentale. E soprattutto mettendo in evidenza il fatto appunto che ci deve essere il principio dell'uguaglianza. Questa è una cosa tipicamente nuorese, sancita nel diritto nuorese, una cosa fondamentale per i sardi, che laddove veniva arrivato il principio dell'uguaglianza scorreva il sangue, cioè questa è una cosa che, ma il principio dell'uguaglianza si trova anche nella Costituzione americana, cioè non è solo che sono divisi, è divisi sì, però è anche nella Costituzione americana, comunque allora noi stiamo parlando di cose di molto importanti. Allora loro dicono ci deve essere uguaglianza tra la Sardegna e il Piemonte. E allora Costantino Museo dice io voglio 2 cattedre di diritto pubblico, una a Sassari e una a Cagliari, perché manca il diritto pubblico e la gente deve conoscere il diritto. E poi dice ci vogliono le riforme in modo tale da fare sì che parte delle tasse
vada ai fondi fondamentali, ai monti fondamentali per alleviare i poveri. E poi ci introducono anche un principio di tassazione progressiva, cioè vale a dire, pagano più i ricchi a favore dei poveri e non come prima i ricchi esentati affinché paghino i poveri. E scrivono per sottolineo, noi vogliamo tutte queste riforme qui. E naturalmente in quel periodo la classe dirigente torinese era abbastanza aperta, non il re come tale, il re non conta quasi nulla, contro i suoi consiglieri, il conte Paolo per esempio. Il conte Paolo accolse subito queste cose qui e disse vanno benissimo queste cose, anche perché la Sardegna dobbiamo svilupparla, perché la Sardegna, diceva già il Poggino, se pensiamo solo al traffico del formaggio avremo dei risultati straordinari, un'impresa straordinaria, diceva, da quando esiste l'intervento dei Fenici. E quindi loro capirono che questa era una cosa importante. Quindi questo è il primo motivo per cui riuscirono a emergere, perché erano intransigenti, integri, indipendenti, contro il feudalismo, ma nello stesso tempo non erano servi di nessuno. Passiamo alla seconda cosa, perché possiamo caratterizzare Giuseppe Muzio in modo moderno, attuale, in questo modo? Dobbiamo partire dalla sommossa che ci fu a Cagliari alla fine del Settecento, guidata da Vincenzo Sulis, quando una banda di gente armata salì per la città, giunse fino alla porta del castello delle Rue Aperte, giunse fino a Piazza Palazzo, ammazzò l'intendente Pizzolo e cercò e sembrò quasi sul punto di catturare il re Carlo Felice. Però il re riuscì a raccogliere i soldati sufficienti che invece di venire dal nord arrivavano le truppe regolari che erano i dragoni che erano nel nord della Sardegna. Ci furono conflitti eccetera e ci furono morti, ci fu sangue, molto sangue spazio. Però alla fine questo Sulis fu arrestato, il capo della rivolta fu arrestato e mandato a giudizio. Ci fu un giudizio e Costantino Muzio aveva il voto deliberativo, cioè che vuol dire che aveva il voto che decideva quale deve essere la sentenza, se di morte o poi. L'accusatore era un incaricato speciale del sovrano, si chiamava Valentino ed era famoso per la sua libertà e l'impiccagione a Sassari, in provincia di Sassari, a Bono e tutti questi altri posti qui. E voleva la morte di questo signor Sulis. Allora, la cosa importante è che Costantino disse no al re, maestà, voi siete un re e tale maestà, ma non dovete interferire nel procedimento della giustizia, perché la giustizia dipende dalle regole del diritto e non dalla volontà personale del re. In secondo luogo, a noi non pare che questo Sulis debba essere impiccato, contrariamente a ciò che lei maestà ci chiede. Perciò noi non lo impicchiamo, io decido che lui sia imprigionato ma non impiccato, accusato di altro tradimento, insurrezione armata, banda armata, eccetera, eccetera. Non lo impicchiamo, maestà, noi non lo impicchiamo. Allora, questo caso qua di lotta contro l'assolutismo è importantissimo perché in Inghilterra fino al 1640, e quindi 70 anni prima soltanto, il re pretendeva di controllare tutti i processi e il capo dei giudici gli disse maestà, lei non può controllare i processi si controllano, non si controllano, i processi si formano attraverso le regole del diritto e lei è sottoposta alla legge così come anche alla legge di Dio, così vi dice il capo dei giudici. La stessa cosa praticamente Costantino Muzio fa nei confronti di Carlo Felice, quindi dimostra la sua piena indipendenza nei confronti del potere sabaudo, dimostra la sua apertura al processo democratico, che troverà poi conferma non solo nella raccolta come presidente della raccolta delle leggi sarde, dove abolisce tutte le condizioni corporali, lui che fu accusato dai cagliaritani, dai nobili cagliaritani, che io conosco incidentalmente, è di essere un sanguinario. Lui ha abolito tutte le pene corporali, le ha abolite a croce. Il professor Tatarciano ha fatto uno studio su questo argomento ottimo. Non solo dice questo, ma partecipò come presidente alla fondazione del codice civile albertino del 1448. Adesso concludo. Al 1848 questo codice civile albertino, dice Nietzsche, pone le basi dello statuto, cioè pone le basi della Costituzione, della prima Costituzione che c'è stata in Italia. Quindi, qual era sempre il punto di vista? Il punto di vista era questo, che non ci doveva essere lo Stato come elemento dominatore. Allora Giuseppe cosa fa? Giuseppe fa un'analisi del processo contro Sulis, scrive un libro per dimostrare come noi abbiamo avuto questo esempio di opposizione alla
nei confronti del giudice, opposizione al tentativo di subordinare il giudice al potere politico, di corrompere il processo attraverso la posizione politica che tu hai nello Stato. Scrivo un libro per dimostrare questo. E questo sarà la guida di tutta la sua vita. Riferendosi sempre allo zio Costantino, sarà la guida di tutta la sua vita, perché poi dopo lui, lo zio di Giuseppe, difenderà lo statuto, cioè la Costituzione, quando si tratterà di riformare l'ordinamento giuridico. E allora rammenterà in Parlamento, ci sono tutti i discorsi su in Parlamento, e nei discorsi su in Parlamento lui dirà che la legge sull'ordinamento giuridico non era una legge, non era stata neanche approvata dal Parlamento, era stata applicata in Italia senza essere approvata dal Parlamento, e perciò diceva questa è una violazione dello statuto. E poi diceva anche la magistratura non deve essere solo indipendente, questa è una cosa molto nuova che dice, la magistratura non deve essere solo indipendente, ma deve essere autonoma. Cioè, cosa voleva dire con questo? Questo vuol dire che, come la Corte Suprema israeliana può fare, cioè la Corte Suprema israeliana può accusare il Parlamento, può accusare il Primo Ministro, può accusare qualsiasi ministro direttamente senza passare intermediari o senza che il potere politico sia protetto da barriere di vario tipo, Consiglio di Stato o cose di questo genere, i tribunali amministrativi che hanno sempre limitato la possibilità di ricorrere da parte dei cittadini contro la giustizia dei poteri. Quindi, in questo senso qua, lui aveva un'idea nuova, nuovissima, in parte simile a quella del giurista Satta di Nuoro, dall'articolo sulla giurisdizione, sono affini, perché sono nuoresi tutti e due dipendono dalla tradizione nuorese, dal diritto sacro. Il diritto sacro è una realtà, è una cosa importantissima, non è stata studiata, bisogna studiare. Io avevo questa occasione per dire che bisogna prendere seriamente, non guardare solo il codice della vendetta, che sono una parte, cose neanche troppo importanti che sono del diritto sacro. Allora, in sostanza, cosa ha fatto? Si può dire che abbia anche previsto in un certo senso la crisi dello statuto, perché voi lo prendete a calci questo statuto. Poi sarà Mussolini, lo prenderà a calci, perché il re lo chiama, vieni Mussolini da Milano, vieni pure col treno della notte. Non perché ti ha chiamato il Parlamento, ma perché chiamo io. E allora lo statuto dov'è? Cioè, lui aveva previsto che questo statuto sarebbe stato vilipeso, offeso e tradito, e che l'Italia sarebbe scivolata in un disastro come quello che è stato il fascismo. Ma soprattutto la cosa più importante è questa idea dei rapporti con il potere politico. Questo è veramente, cioè questa giurisprudenza così simile alla giurisprudenza in parte inglese e in parte, e soprattutto quella della Corte Suprema israeliana, che può chiamare a giudizio al limite libero del Parlamento, cioè è libero di poterlo fare su motivi fondanti. Allora, dopo io mi fermo qui, ci sono tante cose che ho detto, difficili, complicate, ci è voluto molto tempo. L'unica cosa che voglio dire è che, visto che è stato citato Violante, voglio dire che la parte scala, per quanto riguarda Casa Nostra, era proprio la peggiore della famiglia.